Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live streaming del Marietto Veneziano. Ma prima di iniziare questa pillola in cui parleremo delle differenze sostanziali fra invocazione ed evocazione, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Gara Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Face. Vi ricordo che una consulenza costa 20 euro pagabili tramite PayPal, quindi se non volete una consulenza non contattatemi in PVT che non vi rispondo, perché potete fare domande sui social e io chiaramente rispondo con le live. Questo per accontentare un po' tutti, chi è stretto il borsellino, chi invece può permettersi una consulenza, no? Perché Marietto capisce questi momenti e dà una mano anche in questa direzione. Poi una cosa importante, nel sito del capitano.intervista.org ci sono due zone, la shop e la gratuita. La gratuita ci sono più di 20 ebook che hanno scaricato più o meno 150.000 persone, più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radioestesici, e più c'è la zona shop per chi magari vuole investire di più per il suo corpo eterico o per quant'altro, o per fare dei regali a qualcun altro, no? Bene, detto questo, vi ricordo anche che questa sera ci sarà la live Sibilla Interattivi del Gara Marietto Veneziano, la coppiata ormai è quella, e iniziamo un po' con la pillola di questa mattina, che parleremo un po' della differenza sostanziale tra invocazione ed evocazione, no? Perché si ricollega anche un po' ai pensieri, alle paroline e quant'altro, quelle paroline che bisogna ripetere sempre come un mantra. Allora, la differenza sostanziale è molto semplice. Se voi in casa fate entrare qualcuno in casa che magari è simpatico e va bene, e si chiama invocazione, no? Vieni in casa, no? Però se voi in casa fate entrare qualcuno che all'inizio sembra simpatico, poi è una rottura di scatole, è sempre una invocazione, però ci sono i danni collaterali, no? Quindi a quelle persone che vanno sui vari social e incominciano a dire viene luce colorata a destra e a sinistra senza aver eventualmente attivato delle protezioni, chiaramente è una grande roulette russa, perché potete chiamare, come si suol dire, dentro di voi entità o forze benefiche oppure entità basse. Di solito quelle che entrano di corsa sicuramente non sono quelle alte, per il semplice fatto che, come vi ho già spiegato in altre pillole, chiaramente più noi siamo bassi di Boves, più noi siamo bassi nel piano materiale, e più chiaramente quelli bassi a livello vibrazionale, quei geni, no? Che sono poi dei comunicatori geni, corrono di gran carriera. Quindi l'invocazione è quando uno chiama dentro, no? Chiama dentro il suo corpo astrale, eterico e buddhico, chiamatelo poi come volete, no? Invece l'evocazione, no? È sempre usata, ad esempio, in alta magia operativa. L'invocazione non si usa quasi mai, no? E si chiama fuori dal cerchio magico. Praticamente è come se voi chiamaste qualcuno fuori di casa, ma lo lasciate fuori di casa. Questa è come si suol dire, la differenza sostanziale. Adesso il problema cos'è? Che nei vari social, no, in cui ci sono alcuni gruppi, fondamentalmente questa differenza non si vede, non c'è, non viene marcata e non viene spiegata. Ed è per quello che il vostro Marietto Veneziano, anche quando ha fatto le pillole per spiegare i vari riti che si potrebbero fare, è sempre consigliato assolutamente circuiti protettivi, rito cerchio di fuoco e ovetto colorato. Se non sapete cosa sono, perché sei appena arrivato nel canale Marietto Veneziano, ti consiglio di andare a vedere dentro le 1185 pillole del vostro Marietto Veneziano, che ci sono le istruzioni molto semplici per poter applicare queste protezioni, anche se si fanno delle evocazioni, perché non si sa mai. Nella vita è meglio prevenire che curare. Quindi quando si fanno questi passaggi poi si può evocare qualsiasi cosa, perché sta fuori dal vostro cerchio. Il vostro cerchio non deve essere considerato un cerchio, ma un uovo, no? Che comunemente viene chiamato cerchio. Quindi l'uovo sta sopra e sta sotto, poi l'ovetto colorato è un'altra questione, sempre per rinforzare questo messaggio. Quindi quando voi create dei vostri pensieri, ieri ho fatto una pillola in cui spiegavo che
da questo punto qui sopra la radice nel naso escono queste bollicine vibrazionali che sono pensieri, no? Poi a questo punto dovete capire che state praticamente facendo delle invocazioni, no? Non delle evocazioni, proprio perché poi vi ho spiegato che se le nutrite bene e questi pensieri sono chiaramente positivi, di crescita spirituale, di ricerca della scala per tornare alla cheta, chiaramente rientrano dalla porta eterica in quant'altro. Ho messo anche sui vari social delle piccole istruzioni per creare delle difese nella porta eterica posteriore. Questo è molto importante soprattutto per gente che ha attacchi notturni di personaggi astrali, no? Soprattutto quelle persone che magari sentono dei messaggi ossessivi e non riescono a capire perché non vengono dal loro pensiero. Sono proprio magari anche il vicino di casa che magari di notte si diverte a fare il diavoletto. Bene, io penso di essere stato chiaro tra invocazione ed evocazione. Si fa sempre l'evocazione. Purtroppo nei social mi spiegano di fare le invocazioni. Viene angelo di qua, viene angelo di là, viene arcangelo Gabriele. Oh ragazzi, se viene giù qualcuno in fretta sicuramente non è dei piani, come si dice, alti, proprio perché per venire giù qualcuno dei piani alti bisogna salire a livello vibrazionale. E penso proprio che ci siano poche persone oggi in Italia a riuscire a fare una cosa del genere dentro i social. Bene cari amici, grazie per avermi ascoltato e niente, alle prossime pillole e questa sera live Sibille Interattive nel canale di Marietto Veneziano con il Degada. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.